Il Presidente del Senato Pietro Grasso a Palermo in visita ufficiale, accolto dal Governatore Rosario Crocetta, tramontati i dissapori involontari e tramontata la polemica dopo le dichiarazioni dell'ex assessore Franco Battiato che aveva parlato di troie in Parlamento. La visita è stata corredata da una breve conferenza stampa. Il Presidente Grasso ha auspicato la formazione di un governo, ha rispedito al mittente la proposta grillina di un Parlamento senza esecutivo. Sono orgoglioso, poi ha detto, di essere siciliano e non abbandonerò mai la mia terra. Non sono mai andato via, ecco, questo vorrebbe essere, cioè la continuità nella mia appartenenza a questa terra, che non ho mai dimenticato e non dimenticherò mai, anche se la mia professione, le mie diverse funzioni mi hanno spesso portato a lavorare fuori da questa terra, ma una parte della mia vita professionale e personale è stata vissuta anche qui. Io mi aspetto che finalmente questo Paese abbia un governo, perché nonostante tutti gli sforzi da Presidente del Senato di far partire come possibile anche l'attività e l'iniziativa legislativa del Senato, mi sono trovato bloccato da quelle che sono le regole per l'istituzione delle stesse commissioni del Senato. Dal canto suo il Presidente Crocetta non rinuncia all'idea di Grasso come Presidente della Repubblica e vedrebbe bene il Ministro Cancellieri come Presidente del Consiglio. Vediamo, ha detto, se si verifica. Sarebbe una bella accoppiata, ha aggiunto il Presidente. Non è che la vicenda Battiato ha mai messo in discussione i rapporti fra il governo siciliano e il Parlamento italiano, assolutamente no. L'ho candidato a Presidente della Repubblica e io non è che ci ho rinunciato ancora. Grasso al Presidente della Repubblica e Cancelliere e Presidente del Consiglio. Vediamo un po' se si verifica. Lo vedo più come Presidente della Repubblica, mentre mi piacerebbe molto la Cancellieri al Presidente del Consiglio. Degli esodati, i problemi dei disoccupati, i problemi di